Presidente, regolamento, nuova legge elettorale e oggi nuovo statuto. Il Veneto ha cambiato volto. Ci eravamo proposti degli obiettivi e li abbiamo raggiunti. Credo che sia un segnale forte nei confronti dei cittadini del Veneto, perché credo che ridia credibilità al Consiglio regionale e soprattutto diventa la sua funzione molto più operativa e più pratica. Lei aveva anche promesso il taglio dei vitalizi. Abbiamo fatto anche quello perché la settimana subito dopo Natale e prima dell'ultimo dell'anno abbiamo tagliato i vitalizi, abbiamo rivisto quello che sono le indennità con una riduzione del 25%, abbiamo introdotto un metodo nuovo di indennizzo dei rimborsi per quanto riguarda i consiglieri, che li avranno esclusivamente quelli che fanno la presenza e che lavorano, mentre gli altri logicamente non avranno il rimborso che finora è stato dato forfettariamente. Sicché tutti questi provvedimenti messi insieme penso che facciano un quadro completo di una riforma istituzionale del Veneto che non ha uguali in Italia al momento. E per le sfide che aspettano il Veneto? Adesso siamo attrezzati per affrontarle perché dobbiamo dare delle risposte all'economia della nostra regione, dobbiamo accompagnare le nostre imprese in questo momento di difficoltà, avendo un regolamento che ci rende molto più operativi e più snelli. Pensiamo, anzi siamo convinti che potremo farlo a cominciare già dal prossimo bilancio. Grazie.